Buongiorno a tutti, giochiamo una partita a 10 minuti, vediamo chi accetta. Abbiamo lanciato la sfida e non ha accettato nessuno per ora. Ok, giocatore statunitense. Ok, D4, giochiamo i 6. Ok, giochiamo una sorta di bogo indiana. Ok, ora dovrà imparare lo scacco, no? Ora giochiamo C5. Se prende catturo. Ok, qua catturo. Ci perde 4. Ora deve giocare. No, ora deve meglio cavallo F3. Sì, donna per D4 perderà dei tempi nello sviluppo, no? Penso che sarebbe stato meglio giocare cavallo F3 per cavallo per D4. Ora il nero dovrebbe avere una posizione comoda, perché lo sviluppo sarà abbastanza veloce. Ok, ora Marocco semplicemente. A questo punto non so, teoricamente dovrebbe provare a tirar fuori l'alfiere, no? Ma avrò già un buon gioco centrale. Ok, a questo punto H6, no? H6, se prendo con la donna e sono felice. Ok, alfiere F4. Non so se sta giocando bene, perché no, E5 non ce l'ho perché prende con il cavallo. Se donna A5 gioca donna D2, tutto difeso, ma ok, non ho E5, faccio D5. Qua devo stare bene con il nero. Su E3 potrei giocare addirittura cavallo E4, donna F6. Il mio sogno sarebbe giocare E5, solo che penso di non poter. E se giocassi donna B6, suppongo mi farebbe B4. E no, non ho. Ok, se gioco donna E7 per preparare E5, cosa mi farebbe lui? E se gioco cavallo E4 per fare donna F6, cosa mi farebbe? Questo è fastidioso, no? Cavallo l'E4, fare donna F6. Proviamo a fare cavallo E4. Forse è una mossa che spacca. Ok, presa. E per D5. Cioè, chiaro, staticamente, no? Lui è la coppia degli alfieri e il pedone isolato, ma è il suo sviluppo che mi preoccupa. Per lui, ovviamente. Donna A5 anche potrebbe diventare un'idea, ok, donna A5 a B4, ma forse potrei prendere in alcuni casi. Non mi dire che forse. No, forse qua. Forse su C per D5 ho già donna A5 e scacco, forse su B4 forse potevo prendere. No, non lo so, ma ok, prendere è più facile. E penso di avere un gioco veloce, no? Un certo gioco qua. Alfiere D3. Bene, ora donna F6, no? Era la mia idea. O alfiere G4. Alfiere G4. Donna F6 è la mossa che mi piace. Facciamola. Seguiamo l'intuito. Voglio prendere in B2. E cosa farà ora lui? Tante idee, forse anche G5, G4, tante idee violente. Ok, ma ora passo io ad avere un vantaggio dinamico perché un pedone è un pedone. Cioè lui è la coppia degli alfieri o il pedone isolato, ma è un pedone in più. Il pedone in più dovrebbe essere un fattore superiore a tutte le altre cose. Grazie, comunque, per il pedone. Ok, ora forse torre B1, alfiere per A3, donna per A3 non va bene perché qua forse mi può fare alfiere D6 con un doppio, anche se gli starei attaccando il cavallo e la posizione sarebbe complessa. Forse torre B1 torno in F6 e minaccio cavallo C3. Non so, poi probabilmente magari sarà pari, no? Ma il bianco magari compenso, ma preferisco giocare questa posizione con il nero, con il colore che ha il vantaggio di materiale, perché no? Il materiale non è un'opinione, dicono. Cos'è il fiere C2? Questa mossa. Ok, potrei giocare. Sta attaccando di 5, lo potrei difendere. Potrei giocare alfiere G4. Torre B1, donna per A3, stavolta sì.
Fiere G4. Se donna per D5 cadrebbe C2. E dovrei stare meglio io, no? Fiere G4. Il dado è tratto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Torre di 1, ma abbiamo detto che prendo in A3, no? Prendo in A3. Mantengo l'idea di cavallo C3. Ah, forse può prendere in D5 ora. Che stupido. Su cavallo C3, donna D3 starebbe minacciando matto. Mi ero dimenticato che minacciava matto. Questa potrebbe supporre una complicazione. Anche se dopo donna per D5 cavallo F6 continuo a mantenere il vantaggio di materiale. Vediamo cosa vorrà fare a questo punto. Io non posso entrare nella testa del mio avversario, non so cosa voglia. Non so quali sono i suoi scopi in questa posizione. Va bene, a questo punto torre B3, posso mettere la donna in C5, no? Se non vado errato. Donna C5. Cosa di male questa posizione? Poi spingo, no? Boh. Deve prendere in B7. Se prende in B7 probabilmente... Diciamo che da 2 pedoni in meno basterebbe averne solo uno in meno, ma... Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? No. Non capisco cosa voglia fare. Cosa serve alfiere B1? E se continuo con B5? Cosa fa il B5? E se spingo? E inizio a spingere. E i pedoni in più devono essere spinti. Inizieranno a farsi sentire un giorno, no? Meglio tardi che mai. H3. Ok, prendere o non prendere, questo è il dilemma. E se prendo... Potrebbe fare anche G per F3. Torno indietro, ma potrei anche mantenere lo status quo. Su G4 vado in G6, posizione assai solida. Manteniamo lo status quo. Per R4 di per E4. Boh. La partita è interessante, no? Ma ripeto, penso che questi pedoni decideranno la partita. Scommetterei, forse ora potrebbe prendere di per E4, alfiere D6, donna C4, alfiere per F8 e per F3, ma... Prenderebbe la qualità, ma i due pedoni sembrano più importanti, no? Se gioca donna D3 posso giocare alfiere G6 o cavallo B4, ancora meglio. Se mi fa minacce su questa diagonale in generale, non ora, no? Ma in un futuro alfiere... Ok, ma vuole andare qui. Se gioco cavallo B4, su cavallo B4 come pensa? Difendere tutto.
Ok, potrei fare anche torre di 8, no? O cavallo C3, ma C2, cancelliere torre per D5. Ok, torre di 8 forse. Che problemi ha la posizione? Nessuno. Torre di 8. Difendiamo, no? Cioè ci attaccano, difendiamo. Torre di 8, difendiamo. Next, V4. Tutto ha una sua logica. Se faccio cavallo B4, attaccherei varie cose, no? E i cavalli iniziano... Cosa fa su cavallo B4? Cavallo B4. E ora... Solfiere V3 a 5. Non stiamo meglio noi qua. I pedoni avanzano. Dobbiamo prendere a qualità. Abbiamo 2 unità di materiali in più, ne minacciamo di prenderne 5 o 4. Che non è facile perché su torre A3 forse posso giocare il cavallo C3, no? Con pari doppi. Sì. Realmente il bianco si sta chiedendo se davvero, se ne sia davvero valsa la pena di sacrificare tutto questo materiale. Abbandonato, che perdeva su torre 3 anche cavallo C3 triplo. Va bene, ok, e questa partita è andata bene. Vediamo se le prossime continuano ad andare bene. Alla prossima!